Allora, cari telespettatori, ben ritornati insieme a noi, ben ritornato anche Maurizio Francescon, presidente CESCOT Veneto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno. Allora, ci sono tanti temi importanti da affrontare, vedremo di dividerli un po' in base al tempo a disposizione. Incominciamo con quello che a voi sta molto a cuore, che riguarda i distretti del commercio in Veneto, quindi partiamo da livello regionale, poi arriviamo fino a Padova, perché comunque lei ha un ruolo importantissimo anche come Confesercenti, e quindi commercio cittadino, nuova amministrazione. Parleremo di richieste che voi potete fare avete fatto le varie candidature che sono presentate per la città, e quindi adesso auspici che vi aspettate vengano in qualche modo realizzati per l'amministrazione cittadina per quel che riguarda la vostra categoria. Ma prima vediamo un bilancio che è stato fatto dei distretti del commercio e raccontiamo ai nostri telespettatori cosa sono in modo particolare. Nascono, diciamo per quale motivo nascono i distretti prima di tutto? Nascono per una intuizione della Confesercenti, della Regione Veneto, ancora con l'ultima legge sul commercio, quindi nel 2011, e vengono indicati come degli strumenti per la valorizzazione di tutte le attività che operano all'interno dei centri storici e delle aree urbane. In realtà il tema di fondo è quello di riconquistare quella competitività che le nostre città, i nostri centri storici hanno in questi ultimi anni perso a favore della grande distribuzione dei centri commerciali, che generalmente nella stragrande maggioranza dei casi nel Veneto opera fuori dei centri storici. Questo è stato l'obiettivo. Ma che cosa sono? Sostanzialmente sono degli ambiti territoriali definiti insieme tra amministrazioni comunali e operatori, all'interno dei quali si decidono e si gestiscono in maniera unitaria, tra pubblico e privato, tutta una serie di iniziative che ha come obiettivo quello di migliorare la competitività di quest'area, con iniziative che hanno l'obiettivo di creare appetibilità per i consumatori, per chi ci abita, per i residenti, quindi attraverso una serie di interventi che vanno dalla riqualificazione dei negozi alla formazione professionale, alla promozione degli eventi, alle iniziative unitarie, ad orari di aperture comuni, a interventi che fa l'amministrazione comunale in collaborazione con gli operatori di quell'area, tutti, non solo i commercianti in questo caso, va bene precisarlo, pubblici esercizi, artigiani di servizio alla persona, artigianato di servizio alla persona, le botteghe, e che ha proprio come obiettivo questo tipo di risposta, ridare competitività in un momento di grandi difficoltà. Esatto, quindi praticamente, per spiegare a chi ci segue, che peraltro essendo anche una giornata lunedì mattina, abbiamo anche molti operatori del settore come sempre che sono anche attenti a queste cose qui, non è il singolo che interviene e si muove in qualche modo, ma è l'associazione di categoria che interagisce con l'amministrazione comunale? Come avviene fisicamente, anche come può essere mutuato dove questo non è stato fatto? Noi abbiamo, così abbiamo anche un quadro, noi abbiamo nel Veneto oggi 32 distretti. E sono abbastanza? Sono abbastanza, ce ne sono altre esigenze, però secondo in questo momento è una ottima fase di sperimentazione. Alcuni sono in fase molto avanzata, altri in una fase iniziale. Come nascono? Nascono su iniziativa delle associazioni di categoria con l'amministrazione pubblica. Insieme con questi due soggetti individuano quella che è l'area ottimale su cui operare. Su questo creano un comitato di gestione unitario che è fatto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli operatori di quell'area e dai rappresentanti dell'amministrazione pubblica. Insieme con loro si avvia un percorso per definire quelle che sono le iniziative che permettono di valorizzare quell'area. Alcuni esempi vanno dagli eventi. Si organizzano degli eventi insieme in cui i negozi sono protagonisti, ma attenzione, non eventi fine a se stessi, ma eventi esclusivamente in cui l'elemento fondamentale è la offerta che possono fare i negozi, la serata con tutti i negozi aperti, gli sconti, lo sbaracco, mille iniziative in cui però il protagonista prioritario è la vendita o la somministrazione. Quindi ben finalizzati, quindi non stiamo parlando di altri tipi di eventi, il concertino della situazione, no. Facciamo può essere di corollario? No, assolutamente, anzi facciamo l'esempio quello che ha avuto più successo in alcuni comuni, tipo Piove di Sacco, Cittadella, in alcune aree tipo Este, un bando dell'amministrazione comunale finalizzato a migliorare le vetrine dei negozi. Chi ha migliorato le proprie vetrine riceveva un contributo a fondo perduto. Addirittura? Quindi ecco, questo è un altro degli aspetti.
C'è un contributo in termini economici? Un contributo in termini economici, in questo caso Pieve di Sacco, ma anche Cittadella addirittura ha dovuto ampliare il bando e i fondi per le domande che sono arrivate. L'altra attività fondamentale è lo stare insieme attraverso meccanismi di formazione. Abbiamo in questi distretti che gestiamo in maniera diretta come associazione, abbiamo decine e decine, anzi centinaia di commercianti che hanno partecipato ad attività formative e che ha permesso a loro di conoscersi reciprocamente e quindi di lavorare insieme. Di fare sistema, quello che voi dicevate. Di fare il sistema. Oggi siamo pronti a fare un altro salto di qualità da questo punto di vista, cioè siamo pronti a pensare che questo stare insieme diventi proprio un accordo commerciale, chiamiamoli contratti di rete, chiamiamoli come vogliamo, associazioni di centro, come in alcuni casi si sono chiamati, però oggi c'è il salto di qualità, cominciare a dire adesso stiamo insieme, cominciamo veramente a operare insieme. E lì il nodo, all'interno di un'area urbana, se vogliamo che il territorio diventi competitivo, dobbiamo avere la capacità di fare in modo che chi ci operi lavori in rete. Da soli non riusciamo a venirne fuori. Questo è il grande segreto dell'aspetto. Io lo interrompo proprio per spiegare bene, perché tante volte dopo ci scrivono i telespettatori delle mail esplicative. Facciamo degli esempi concreti. Che cosa vuol dire nel settore commercio, quindi non sono imprese del terziario o altro genere, proprio nel settore commercio, cosa è stato lavorare in rete, che tipo di rapporto si instaura, perché c'è molta tendenzialmente chiusura, no? Ognuno è il proprio piccolo, addirittura paura della concorrenza, no? Quindi un modo anche di difesa quasi. Come si è realizzato questo? Se ha qualche esempio che ci può portare? Potremmo fare più di un esempio, parliamo di quello che probabilmente in questo momento è il distretto in provincia di Padova e anche nel Veneto più avanzato, forse anche in Italia, che è quello di Este. Lì si è individuato, in Italia? Sì, credo di sì, da questo punto di vista. Lì si è individuata un'area, è un distretto che ormai ha cominciato ad avere 9 anni di attività, si è individuata un'area che corrisponde a grandi linee con l'area del centro storico della città, ci sono circa 130-140 negozi, di questi un centinaio ha aderito al distretto. Come sono organizzati? C'è prima di tutto un colloquio settimanale tra tutti loro, nel senso che tutti i martedì c'è un incontro che permette a loro di finalizzare e di capire quelle che sono le opportunità. In fianco a questo si è realizzato un censimento di tutte quelle che sono le eccellenze presenti e che vanno valorizzate da ogni singolo esercizio, e poi tutti insieme, ed è questa la parte vincente, si organizzano vere e proprie iniziative commerciali. Nel senso che i 100 che aderiscono non si tirano indietro rispetto a nessuna delle iniziative, partecipano, sono presenti e collaborano in una maniera totale con l'iniziativa. Perché questo? Perché se il consumatore arriva in una zona, in un centro storico come può essere Este ma altri, e trova che un'iniziativa che vede 60 commercianti su 100 che aderiscono e 40 no, la considera fallita, non ci ritorna più. Viceversa, se sono 100, questo diventa vincente. Ma perché stare insieme? Perché è chiaro che oggi il consumatore ci chiede qualche cosa che va al di là se deve andare a comprare un capo di abbigliamento, ci chiede qualcosa di più. Ecco che allora lo stare insieme significa che io consumatore in quella zona trovo tutto. Se voglio di bere un caffè ho l'offerta per il caffè, se ho voglia di comprare una camicia posso entrare in quel negozio lì, ma posso trovare anche un altro che magari vende solo camicie. Posso trovare tutto quello che voglio, perché stare insieme mi permette e dà l'opportunità al consumatore di usufruire di una offerta che è totale. Pensiamo a un esempio che parte proprio sempre lì da Este, che è quella del circuito di matrimoni. Io vado a comprarmi un vestito e in quel posto trovo tutto quello che può servirmi per il matrimonio, dall'agenzia di viaggi che mi propone dove andare a fare il viaggio di nozze, alla villa storica dove poter fare la cerimonia, al ristorante che mi propone o il catering o altre forme. Tutto quello che mi serve, insomma, lo trovo in quel posto. Questo è fare rete. Non in quel posto, cioè non in un unico negozio, ma collegato in un sistema, quindi che ti portano da una parte, ti accompagnano a scoprire. Se io vado in agenzia di viaggi mi propongono tutto, se vado dal negozio per le cose mi propongono tutto quanto. Questo è fare rete, cioè sostanzialmente ho un referente che mi mette in contatto con tutti gli altri. Quindi uno risparmia tempo, fatica. C'è un vantaggio anche in termini economici per il consumatore? Beh, ovviamente quando si lavora in rete tutti i commercianti che vi aderiscono hanno delle opportunità di guadagno, nel senso che cominciano ad avere dei contratti collettivi per quanto riguarda l'energia, cominciano ad avere dei contratti collettivi su altri costi che possono esserci, il che si trasferisce poi anche in un vantaggio dal punto di vista del prezzo finale, perché ovviamente trova la riduzione grazie a questi minori costi che ha il commerciante.
Questo è uno dei vantaggi importanti, anche se va sottolineato questo, che oggi il consumatore guarda sicuramente da un punto di vista economico al prezzo, ma sa anche oggi attentamente valutare il rapporto qualità-prezzo. È un consumatore molto attento, per cui sa che nel momento in cui si muove in un ambito di questo tipo, anche se dovesse pagare una camicia a 5 euro in più rispetto a un altro posto, risparmia quei 5 euro sia nella qualità del prodotto, sia soprattutto nel fatto che si trova tutto a disposizione e quindi risparmia in altri modi con minori costi a suo carico. Parte di questa rete, di questo sistema, quindi è anche una selezione nella qualità dei partecipanti, ma come farla? Perché se degli operatori, dei commercianti che non hanno qualità, però vogliono farne parte perché hanno bisogno di spingere le loro vendite, come... Ma i commercianti che non sanno fare il loro mestiere chiudono, quindi è una selezione abbastanza naturale. Poi ovviamente stare insieme significa anche crescere tutti insieme, perché è chiaro che quando io mi misuro con un altro commerciante è naturale che scatti un meccanismo di concorrenzialità interna che arricchisse in maniera incredibile l'offerta di quell'area. Guardate, rispetto anche ad altre forme distributive tipo centri commerciali, un centro storico proprio arricchisse la possibilità di competitività del consumatore proprio con la concorrenza interna. In un centro commerciale difficilmente troviamo concorrenti diretti perché lo statuto prevede del consorzio, prevede questo. Viceversa in centri storici, non essendoci questo, troviamo spesso una concorrenzialità interna che permette e dà maggiori opportunità ai consumatori. È arrivato un messaggio, magari rispondiamo dopo, chiedeva che cosa ne pensa del nuovo sindaco di Padova, appunto come rappresentante di categoria, dopo glielo facciamo rispondere al messaggio del telespettatore. Naturalmente lo può fare non a titolo individuale, così un po' per la categoria, comunque ha tempo di pensarci un attimo. Per quanto riguarda questi distretti, sono stati modello, è un modello di successo mutuato da altre realtà, da altri paesi, è riscontrabile altrove, e come sono organizzati all'interno? C'è appunto, si parlava un tempo di un manager di distretto, è stato realizzato anche nelle nostre realtà? Sì, non sono un'invenzione né del Cesco né dei Confesercenti né del Veneto, sono mutuati da realtà che oggi sono ancora leggermente più avanti rispetto a dove siamo arrivati noi. Quindi sono di successo, modelli di successo, insomma, che hanno avuto già risultati positivi? A tutti i livelli, perché ne abbiamo misurati in comuni con 3-4 mila abitanti, in comuni con 200 mila, in comuni con 500 mila, in comuni con milioni di abitanti. E sono una formula di perché chiaramente mettono una rete di servizi nelle condizioni di diventare competitivi grazie alla possibilità di avere a disposizione un manager che è in grado di stabilire, di coordinare, di organizzare le attività e i momenti, ma anche di gestire alcuni aspetti dei singoli operatori, perché poi questo succede. Ecco, questa è la formula che abbiamo visto essere vincente, e laddove questo ha trovato applicazione, non c'è stata concorrenza fuori dal centro che abbia retto, nel senso che il centro sta vincendo. Addirittura? Addirittura in alcuni casi è stata la grande distribuzione che ha scelto di andare a lavorare all'interno del centro storico perché ha trovato lì il terreno più fertile per potersi sviluppare. Questi manager di distretto, che poteri hanno, che ruoli hanno e come vengono scelti? Fanno parte dell'amministrazione comunale oppure no? Queste domande che le ho fatto mi sono state poste da alcuni telespettatori, quindi vedete, io leggo le varie mail che arrivano e poi le giro a chi di competenza, per cui spieghi un attimo questo. So che per voi è tutto scontato e facilissimo, per chi invece non riceve queste informazioni magari non è tutto chiaro. Ma io tengo a precisare che il manager di distretto è la figura fondamentale dei distretti, senza il manager i distretti non funzionano. Laddove i manager erano delle figure professionali leggermente diverse dal vero e proprio manager, non abbiamo avuto un grande successo nei distretti. Quindi è la figura fondamentale. Non sono dipendenti dall'amministrazione comunale, sono delle figure scelte insieme tra le associazioni di categoria, i commercianti e le amministrazioni comunali. In questo momento però, e questa è la grande forza, loro sono completamente indipendenti dalle amministrazioni e sono effettivamente esclusivamente dei portavoce degli operatori economici di quell'area. Apolitici quindi? Assolutamente apolitici, hanno questo ruolo. Qualche errore c'è stato, ci mancherebbe altro, nel Veneto su 32 qualche errore c'è stato, anche più di uno, ma oggi per esempio come Cescot siamo in grado di, abbiamo preparato, abbiamo maturato, fatto maturare sul campo decine di questi, tra virgolette,
giovani, perché insomma qualcuno ha esperienza ormai quindicennale, quindi insomma ma sono giovani? notevoli. Sono giovanissimi, sì. Ecco, però hanno maturato sul campo e non c'è una professione o una laurea che li contraddistingua, quanto invece un'attività fatta di formazione fatta nel campo attraverso il CESCO, attraverso il centro studi, il nostro centro studi, che gli ha permesso di misurarsi e capire quelle che sono le effettive esigenze. I progetti che vengono presentati nascono dalle loro esperienze, tutto quello che viene fatto dalle loro esperienze e spesso l'amministrazione comunale ne subisce, in alcuni casi ne subisce la capacità, se vogliamo, o l'attivismo nei rapporti con i commercianti, perché diventano effettivamente coloro che vanno in amministrazione comunale dicendo guarda che qui è sbagliato e questo è quello che possiamo effettivamente fare. E su questo noi pieno appoggio delle associazioni, ovviamente. Esatto. E voi come associazione come vi ponete nei confronti di questi manager? In maniera molto positiva, perché riteniamo che siano, non sotto l'aspetto politico, ma sotto l'aspetto tecnico, proprio delle antenne di quello che ha bisogno un centro storico nel suo insieme per ridiventare competitivo, perché questa è la grande sfida, devono ridiventare competitivi. Allora, vediamo un po' gli step, al di là dei risultati di successo, come appunto lei menzionava Este in particolare, poi è stato anche più recente Pieve di Sacco, in realtà urbane più importanti, ci sono, facciamo l'esempio, non so se Padova è stato dato qualche cosa, lei poi è direttore Confesercenti, per cui può dire anche con cognizione di causa, anziché Rovigo o altre realtà venete. Sono stati fatti dei passi in questo senso, ci sono difficoltà, come è possibile analizzare? Le esperienze dei distretti sono state un po' diverse. Allora, in alcuni casi, tipo Padova, il distretto non è entrato, è un bando, nascono attraverso un bando della regione. Questo è importante, ce l'avamo dimenticati all'inizio. Ecco, c'è un bando della regione. Dal bando della regione, questo bando della regione finanzia interventi pubblici e privati fino al 50% in alcuni casi, totalmente in altri casi. Il ragionamento è quello sostanzialmente che vengono premiati dei progetti, il Comune di Padova aveva partecipato sì al bando, ma non aveva avuto i requisiti per essere per i primi finanziati, è stato finanziato successivamente, così alcuni altri comuni della regione. Diciamo che soprattutto i comuni più grandi in questa ultima tornata sono stati quelli un po' più in difficoltà nel Veneto. Viceversa i comuni di medie dimensioni sono quelli stati più premiati. E questo bando prevede sostanzialmente che i comuni facciano degli investimenti di natura urbanistica e che dall'altra parte ci sia, insieme al recupero, chiamiamolo così, alla rigenerazione urbana di quel territorio, ci sia anche una rigenerazione commerciale del territorio. Questo è il contenuto del bando. All'interno di questo per la prima volta è stata inserita, questo sì, un'iniziativa credo è un successo delle associazioni di categoria, in particolare della Confesercenti, è stata inserita la figura del manager, facendo capire all'amministrazione pubblica che ovviamente senza quella figura non era possibile. Abbiamo degli esempi a Padova, secondo me non esaltanti, per quanto riguarda Padova, nel senso che non è emersa con forza la figura del manager. Abbiamo degli esempi in cui il manager, pur avendo un ruolo importante, non ha avuto un grande successo. Abbiamo invece la stragrande maggioranza degli esempi dove il successo del distretto si è manifestato in tutte le sue forme, anche nei rapporti tra i singoli commercianti. Abbiamo zone in cui i commercianti neanche si conoscevano prima e oggi sono diventati dei coprotagonisti del successo. Questo è un po' il tema di fondo, senza di quello non riusciamo a venire fuori. Ma ripeto, la figura dominante, la figura di successo, la figura che permette poi alla fine di far emergere queste possibilità è quella del manager. Ecco perché siamo molto preoccupati sulla futura programmazione regionale, perché è vero che ci saranno 8 milioni nei prossimi anni destinati ai distretti, ma è altrettanto vero che dovremmo fare in modo che siano finalizzati anche al sostegno dell'attività di manager, altrimenti corriamo il rischio che abbiano un successo di grande portata come quella che abbiamo avuto. Ecco, la Regione che ruolo viene ad avere a questo punto e anche poi i recenti provvedimenti di carattere regionale, consumo del suolo, non consumo, cioè entriamo un po' nel merito di queste situazioni? Ma dal punto di vista della, chiamiamola così, animazione delle attività, la rivalorizzazione delle attività nel centro storico, io credo che questo sia uno dei provvedimenti migliori, quello dei distretti. Andrebbe rivisto e rilanciato perché giustamente uno dei temi è quello di non chiamarlo neanche più distretto del commercio, ma
ma di chiamarlo distretto dell'accoglienza, distretto della promozione, distretto della... cioè legarlo proprio di più a quello che è l'attività vera e propria, cioè quella del territorio. Questo per chiarire anche gli aspetti. Quindi è fondamentale. In questo momento il rischio è che non si finalizzi questi 8 milioni di cui saranno messi a disposizione entro la fine dell'anno, che non si finalizzi la continuità di quello che è stato fatto, nel senso che oggi l'assunzione del manager è un obbligo. Senza l'assunzione del manager il distretto non era finanziato. Questo deve essere uno dei passaggi su cui dovremmo ritornare a ragionarci. Però occorre anche che non si faccia un errore come quello che è stato fatto con le OGD, laddove sono stati dati dei soldi alle OGD per la gestione senza indicare le caratteristiche del manager. No, qui bisogna essere un po' bisogna essere molto precisi. Il manager deve avere determinate caratteristiche, deve essere iscritto a un album, deve avere determinate professionalità, cose di questo tipo, altrimenti il rischio che si vadano a dare, questo sì, ha ragione qualcuno che dice ma forse sono delle figure politiche. No, no, assolutamente, esatto. Questo sì. Chiedo cortesemente alla regia se ci rimettono in onda nuovamente il messaggio che è andato poco fa, che non sono riuscita a leggerlo. Per far quello che sostiene bisogna trovare un'amministrazione pubblica interessata al bene comune e non al bene finanziario che le multinazionali garantiscono a pochi, subito a scapito del bene comune. Centri commerciali, parla di centri commerciali. Esatto, chiaramente. C'entra, quindi viene a centrare anche la politica in qualche modo? Ma guardate, oggi la stragrande maggioranza delle amministrazioni, torniamo anche un po' al tema che dicevo prima, la stragrande maggioranza delle amministrazioni cerca di ragionare sul bene pubblico, anche perché poi si è visto che il grande capitale finanziario, vabbè, farà un investimento immediatamente, darà un po' di oneri dell'urbanizzazione, però poi sparisse, o meglio non è così importante perché quello che poco che prendiamo da quel capitale finanziario lo perdiamo con minori negozi, minori tasse da parte dei commercianti. Quindi questo sembra quasi non interessi però certe amministrazioni. Ma certamente ci sono degli aspetti di questo tipo. Quello che dall'altra parte va approfondito è questo tema che ormai da anni stiamo portando avanti, che è quello del basta consumo del suolo. O siamo in ritardo o c'è qualcosa che non funziona. Cioè io su questo sono molto molto preoccupato perché da un lato è vero che c'è questa legge che ormai di cui si sta discutendo e che ha trovato uno dei capisaldi ultimamente, però pensiamo un po' alla distribuzione commerciale e a quello che sta avvenendo, per cui c'è veramente il non comprendere e essere abbastanza preoccupati. Fra poco, ormai è sicuro, si autorizzerà il centro commerciale di Due Carrare. Interviene su area agricola, non è che intervenga su area compromessa. Ecco, lei ha toccato un tema. Spieghiamo ai nostri telespettatori non aggiornatissimi sulla cosa, ma non si era detto che non si poteva più creare un centri commerciali in aree agricole? Ne avevamo parlato mesi fa noi su questa cosa qui. È dal 2011 che la legge regionale, questo che ci preoccupa, dal 2011 che la legge regionale ha introdotto dei meccanismi di programmazione per la grande distribuzione che sono prettamente di natura urbanistica, non più commerciale, nel senso che dice prima si deve intervenire, la semplifico, un po' più complessa, insomma, prima si deve intervenire sulle aree compromesse e qualora si dimostri che nelle aree compromesse non c'è la possibilità di insediamento si può uscire. Questo è quello che dice la legge del 2011. Abbiamo però in corso tutta una serie di iniziative autorizzate precedentemente. Ah, quindi stiamo parlando di autorizzazioni antecedenti. Ma adesso ho citato la più recente, ma potremmo pensare a quella di Abano, la lì di Abano, potremmo pensare a quello che chiamano il lago di Padova, Padova Est, sì. Possiamo pensare all'intervento che farà la Despar nell'area ex Scognamiglio, Stimamiglio, cioè tutta una serie di passaggi di questo tipo. Leroy Merlin, arriverà Leroy Merlin e quello è l'unico esempio su cui si interverrà su un'area compromessa. Nel rimanente sono tutte quante zone, quelle che ho citato fino ad ora, che non vanno ad intervenire su aree compromesse ma intervengono su terreno agricolo. Già autorizzate precedentemente, è per questo che probabilmente c'è la necessità di avere coraggio e di dire ok, fermi tutti, mettiamoci una pietra sopra anche sul passato, per cui chi non ha ancora fatto investimenti perde tutto. Esatto. E invece questo allo stato attuale non si sta facendo? Allo stato attuale non esistono strumenti, faremo ovviamente tutto quello che vedremo di analizzare, tutto quello che è possibile se per vedere di bloccarli, ma in questo momento sono autorizzazioni già in itinere, già in corso. Mamma mia. Allora la situazione è abbastanza, si presenta poi difficile naturalmente per chi opera nella zona circostante, poi occupare suolo, soprattutto suolo agricolo, sappiamo in questo momento è quanto devastante. Ne parliamo ancora, voi scrivete i vostri messaggi, noi rispondiamo dopo la pubblicità tra poco.